Zara è finalmente atterrata a Roma e presto, tra una decina di giorni, dopo la quarantena, sarà a Venezia. Ma nel veneziano c'è una comunità afghana particolarmente numerosa. Molti di loro mi hanno contattato perché hanno parenti e amici in grave pericolo e stiamo cercando di dar loro una mano. Contestualmente bisogna promuovere in città una campagna di accoglienza molto aperta e generosa, in grado di ricevere le migliaia di persone che sono in arrivo con i ponti aerei che sono in corso in queste ore. Ma serve fare di più, bisogna attivare al più presto corridoi umanitari, coinvolgendo anzitutto l'Unione Europea, per portare in salvo tutte le persone che in questo momento, in particolare le donne, sono in pericolo. È impegnato in questa campagna anche il Partito Democratico, che ha promosso una sottoscrizione e una mobilitazione nazionale per attivare campagne di accoglienza che coinvolgono anzitutto i comuni, il mondo del volontariato.